Ospite Erika Furlani, Patrie Furlane, presente con noi in studio. Allora, Furlani, è andata male per quanto riguarda il discorso della richiesta dei referendum, sia sanitari che, va detto, per quanto riguarda l'eventuale raccolta firme e poi per un futuro referendum per la, diciamo così, la riqualificazione della regione Friuli Venezia Giulia autonoma in 2 province autonome. Qualcuno ha detto finalmente ce li siamo levati, invece ne riparleremo, insomma. Insomma, voi non mollate, non andate in vacanza, no. Siete pronti, questo polo autonomista in un certo senso si sta muovendo, si parla di un quarto polo che vada, come si dice, a sradicare la cultura politica ormai piantata di una certa area di centrodestra e di centrosinistra, abbiamo sentito vecchi, meno vecchi e via dicendo. Voi siete pronti, state battendo il chiodo e insomma in qualche maniera qualcosa può nascere, no? Sì, certo. Però mi riservo di si riserva, insomma, lei rispondere. Però io so che lei vuole leggerci innanzitutto un comunicato del vostro gruppo in merito a quello che è successo, insomma, agli atti terroristici, purtroppo 2 vittime friulane tra i 20 che sono cadute a Dacca. Le passo la parola, allora ci vuol dire di che cosa si tratta? Sì, volevo leggere questo comunicato riguardante appunto l'attentato terroristico che si è tenuto a Dacca. Abbiamo listato a lutto il nostro sito, che ha avuto più di 3.500 condivisioni, per onorare i morti di Dacca. In particolare i 10 martiri cristiani, 8 italiani. Non dimentichiamo che una signora portava in grembo un bambino di 5 mesi ed i nostri 2 fratelli friulani, Cristian Rossi e Marco Tondat. Noi di Patrie Furlane, sicuri di interpretare l'intimo sentimento di tutti i friulani, quelli in patria e quelli all'estero, siamo con il cuore e con l'anima uniti alle loro famiglie, in questa tremenda tragedia. In particolare siamo vicini agli sfruttinis di Cristian e Marco. Tra tante autorità e politici che si parlano addosso, noi restiamo in silenzio per rispetto del dolore dei familiari e dei loro amici più cari. Verrà presto il tempo in cui solleveremo il nostro pensiero e la nostra azione circa il rapporto Friuli-Islam. La qual cosa ci è molto chiara, badare meno alle parole e più ai fatti. Ci associamo anche noi per quanto ci riguarda a questo comunicato stampa, perché chiaramente il lutto è ben visibile. 2 persone, 2 nostri corregionali andati alla ricerca anche di un futuro, visto che qui il futuro non c'è, e poi insomma finiti in questa maniera. Insomma ci associamo anche noi a questo vostro messaggio. Grazie Erika Furlani per la sua partecipazione, grazie a voi.